Con i palloncini rossi a forma di cuore liberati in cielo, ha preso avvio ieri sera da Piazza Mazzini a Jesolo la seconda edizione di Jesolo in Love, l'evento dedicato a tutti gli innamorati che fino a domenica 16 febbraio accompagnerà gli ospiti di Jesolo attraverso le 30 casette disposte a forma di cuore, dove poter acquistare oggetti, dolci e regali a tema. Oltre alla parte commerciale ci sarà poi anche spazio per l'intrattenimento e la solidarietà, dato che parte del ricavato dell'evento sarà devoluto all'associazione Forza Rosa Donne 2000. Diciamo che il format che sta crescendo è Veneto in Love, dunque Jesolo, Lago di Garda e le future città d'arte di montagna andranno a confluire in questo progetto che è Veneto in Love. Perché? Perché naturalmente con la Regione Veneto cerchiamo non solo di sottolineare l'importanza del nostro territorio e del nostro evento di San Valentino, ma tutti quei prodotti tipici, tutte le località, nessuna invidia, ma gioco di squadra. Oggi proprio al Lago di Garda li voglio ringraziare per loro hanno ringraziato noi. Insomma, una Jesolo che non è gelosa delle proprie idee vincenti. No, anzi, il sindaco dice sempre di far squadra. Io dico che se un comune come il nostro viene imitato, l'ho detto anche in conferenza stampa in regione, è solo un fiore all'occhiello per noi, vuol dire che stiamo lavorando bene. Poi naturalmente siamo il Veneto e tutto quello che arriva, può essere Cavallino, Caorle, Jesolo, Bibio, tutto quello che arriva qui nelle nostre località porta solo che turismo e porta semplicemente anche cultura e riconoscimento dei nostri prodotti. Adesso siamo in contatto con Treviso per portare giù la città d'arte, abbiamo dei contatti, non posso svelare ancora di più, però la direzione è giusta. Un'altra cosa importante è la collaborazione che ci sono tra le attività commerciali di Jesolo, perché questo è l'intento di tenere aperto e allungare la stagionalità. Ci stiamo riuscendo, ricordo a tutti gli innamorati che potete venire a Jesolo da oggi, il 15 e il 16 febbraio, e troverete la terrazzetta degli innamorati e tutti i prodotti nostri locali e naturalmente tanto divertimento.